Una delle imbarcazioni che partiranno verso la striscia di Gaza per la nuova missione della Global Sumut Flottiglia arriva al canale della Giudecca. A salutarla a Venezia ci sono almeno 2000 persone, la maggior parte lungo la fondamenta delle Zattere, altre a bordo di un corteo acqueo che la scorterà fino alla bocca di porto di San Nicolò verso il mare aperto. Una flottiglia partirà di nuovo alla volta di Gaza per rompere l'assedio, ma noi dobbiamo essere qui pronti e pronte ad organizzarci e ad essere l'equipaggio di terra. Infatti quando partirà la flottiglia continueremo a comunicare con delle persone di noi che sono partite e partiranno in questa missione. Non è ancora certa la data di partenza della prossima missione della flottiglia verso la striscia di Gaza, ma le Zattere sono tornate a riempirsi per esprimere solidarietà al popolo palestinese. Manifestanti da tutto il Veneto sono arrivati a Venezia per ricordare ancora una volta che l'emergenza umanitaria è tutt'altro che finita. Quello che sta accadendo a Gaza in Cisgiordania e che è quello che continua da più di 70 anni non si è mai fermato, anche se è calata un po' l'attenzione mediatica, e soprattutto perché si tratta di un modello coloniale e di un modello guerrafondaio che sempre di più si sta diffondendo in altre parti del Medio Oriente e in altre parti del mondo. Che i prigionieri palestinesi sono nelle carceri israeliane in totale non rispetto del diritto internazionale, con torture fisiche, psicologiche inaudite. Le manifestazioni a Venezia proseguiranno anche alla Biennale. Non è solo l'apertura del padiglione russo ad essere oggetto di proteste e polemiche. Siamo qui oggi come Art Not Genocide Alliance, una campagna per protestare contro la presenza di Israele alla Biennale Arte. Siamo qui per salutare la flottiglia e per lanciare uno sciopero del settore culturale a Venezia e una manifestazione l'8 maggio, appuntamento alle 4:30 ai giardini della Biennale, e andremo verso l'Arsenale. Momenti di panico in una barberia di Via Piave dove un uomo ha fatto irruzione aggredendo un cliente tentando una rapina in pieno pomeriggio. La vittima, strangolata e derubata di 2 collane d'oro, è riuscita a fuggire e chiedere aiuto alla polizia. Gli agenti intervenuti rapidamente hanno rintracciato l'aggressore e recuperato l'area furtiva. L'uomo è stato arrestato e portato in giudizio per direttissima, mentre il 35enne ferito è finito in ospedale. Intanto però continua la tensione in Via Palazzo, sempre a Mestre, dopo l'annuncio dell'intensificazione dei controlli per gli episodi di movida violenta accaduti in settimana tra risse, schiamazzi, lanci di tavolini e sedie nel plateatico del bar La Moretta. Un importante dispiegamento di polizia è arrivato a controllare tutti i locali della zona in pieno orario di servizio. Con l'ordinanza urgente del sindaco, al bar in questione è stato però imposto l'obbligo di chiusura anticipata alle 21, ma sulla vetrina, insieme alla comunicazione delle forze dell'ordine, un grande cartello: chiuso per malattia. Uno spiegamento di forze armate e con unità cinofile, quindi con i cani che controllavano. Addirittura in pizzeria vedevo questi cani che andavano in giro in cerca di non si sa cosa, anche perché il bar incriminato era chiuso. E in tutto questo mi hanno detto dei clienti storici che sono stati richiesti i documenti a tutti, sono stati schedati, e a chi ha chiesto il motivo di questa azione di forza è stato detto: perché frequentate questa via. Chi ha ricevuto questa risposta mi ha detto: io in Via Palazzo non ci vengo più. A scuotere le modalità dei controlli che hanno incusso timori tra i clienti dei locali. L'indomani commercianti e titolari dei bar si sono trovati per denunciare non tanto i controlli quanto le modalità di intervento. Possiamo giustificare la presenza della Digos, possiamo giustificare la presenza dell'antidroga e magari anche dell'ispettorato del lavoro, però controlli legati ai plateatici da parte della locale, all'etichettatura dei prodotti da parte dei NAS, alle temperature dei frighi, sono argomenti e ambiti che non c'entrano con l'ordine pubblico, quindi noi l'abbiamo vista un po' come un accanimento nei confronti dei bar in una giornata delicata e in un orario particolare come il venerdì, che per la ristorazione è fondamentale. Quindi purtroppo ci hanno fatto creare dei disservizi e sicuramente in parte anche un mancato incasso. È stata l'ennesima conferma che la via Palazzo in realtà viene presa forse sotto una luce non propriamente corretta. Purtroppo chi ci rimette sono i residenti, sono i locali, sono i commercianti, ma ne risente l'intera cittadinanza fondamentalmente. Purtroppo per una mela marcia ne debba risentire un'intera struttura valida, e questa cosa ci dispiace, ma ci innervosisce, ci
ci appesantisce molto anche lavorare. Dispiace perché insomma ci si rende conto di quella che è la situazione, noi abbiamo aperto da poco, però credo che come fanno altri insomma stiamo portando del valore, stiamo riportando anche delle famiglie con i bambini oltre un certo orario e quindi credo che dovremmo essere valorizzati, riconosciuti come una ricchezza insomma, e non essere attaccati in maniera un po', dal mio punto di vista, incomprensibile. I plateattici e anche le sedie un po' spostate non sono il problema, ma diciamo le frequentazioni di persone che fanno in continuazione rissa, che sporcano la via, la rovinano e abbiamo sempre paura perché comunque abbiamo anche l'esempio di Massa Carrara, anche noi di parlare e di opporci a queste persone e quando succedono queste cose le forze dell'ordine non ci sono, quando ci sono famiglie e ragazzi che vogliono stare tranquilli e divertirsi arrivano tutti a sprombatutto. Chili di cocaina nascosta nel vano motore dell'auto, un Audi, e in parte nell'abitacolo. Viaggiavano con un quantitativo di droga che, rivenduto sul mercato, avrebbe fruttato 700.000 euro. La coppia di stranieri fermata e arrestata dagli agenti della squadra mobile di Padova all'uscita del casello di Boara Pisani lungo la A13. Tutto è accaduto nel pomeriggio del 16 aprile. I due, lui 36 anni marocchino, lei 37enne di origine romena, genitori di 3 figli tutti minorenni, erano già noti alle forze dell'ordine. A carico dell'uomo precedenti specifici per spaccio di droga e una condanna alle spalle, la donna per reati di truffa e appropriazione indebita. Dopo l'arresto, la successiva perquisizione nell'abitazione della coppia a Cavarzere nel Veneziano ha permesso di trovare e sequestrare oltre 1 chilo di hashish. La misura dell'arresto è stata convalidata dal GIP di Rovigo, procura competente per territorio. Per i due si sono aperte le porte del carcere, il 36enne a Rovigo, mentre la donna a Montorio. I 3 figli della coppia sono stati affidati ai nonni paterni. Un gesto improvviso, la professoressa che si avvicina a un'alunna e con la forbice le taglia una ciocca di capelli nello sconcerto di tutta la classe. Il fatto alla scuola media Bellini di Mestre, la ragazzina aveva chiesto alla prof di quante righe dovesse essere il riassunto che aveva assegnato alla classe. Una domanda forse di troppo per la docente che decisa sia incamminata verso di lei tagliandole una ciocca di capelli. Attoniti i compagni, una ragazzina, difesa, si è alzata in disapprovazione del gesto violento, ma la prof si è avvicinata anche a lei e con la forbice in un lampo si è trovata una ciocca di capelli in meno. Un gesto inaccettabile per i ragazzini e per i genitori che ora chiedono nei confronti della docente, una supplente di una supplente, con l'incarico di accompagnare la classe fino a fine anno, che vengano adottati dei seri provvedimenti, nel timore inoltre che possa commettere fatti gravi come quelli accaduti alla secondaria di primo grado anche nella scuola a cui verrà assegnata in futuro. La vicenda si inserisce in un contesto già delicato. L'insegnante, arrivata da circa 3 settimane come sostituta temporanea, aveva iniziato a creare malumori tra gli alunni per i metodi ritenuti severi e valutazioni troppo rigide. Il gesto poi sarebbe avvenuto in risposta a una semplice richiesta di chiarimento su un compito, degenerando in un'azione del tutto sproporzionata. Dopo l'accaduto, la scuola ha avviato verifiche interne per accertare le responsabilità e valutare i provvedimenti da adottare. L'insegnante avrebbe riconosciuto l'episodio parlando di un eccesso e di un tentativo maldestro di farsi comprendere. Intanto le famiglie si sono mobilitate, preoccupate per la sicurezza dei propri figli. Sul piano giuridico il caso potrebbe avere risvolti rilevanti, civili e penali, per abuso di mezzi di correzione e disciplina, mentre riemergono precedenti simili che alimentano il dibattito sui limiti dell'autorità docente. Un fatto gravissimo che non può essere sottovalutato. La scuola deve essere prima di tutto un luogo di rispetto e di crescita e di tutela per gli studenti, quindi nessuna finalità didattica può giustificare un comportamento del genere. Noi come istituzione abbiamo il dovere di controllare, di vigilare e di intervenire in modo puntuale e deciso su episodi del genere che assolutamente non devono ripetersi. I 2
2 dei 4 feriti rimasti coinvolti giovedì nel crollo di un pezzo del solaio, l'ex caserma Pepe di San Nicolò a Lido di Venezia, sono già potuti tornare a casa dimessi dall'ospedale. Si tratta del paziente ricoverato al Cafoncello di Treviso, che inizialmente destava maggiori preoccupazioni per il trauma cranico riportato nella caduta, e del suo collega, meno grave, ricoverato invece al civile dei Santi Giovanni e Paolo. Restano ancora ricoverati per politraumi all'ospedale Rangio di Mestre gli altri 2. Nessuno però è in pericolo di vita. I sanitari hanno perciò sciolto la prognosi. La Procura di Venezia intanto e il sostituto procuratore Marco Maggini, cui è affidato il fascicolo, hanno aperto un'inchiesta sull'incidente sul lavoro in attesa di ricevere tutta la documentazione. In questa foto esclusiva che siamo in grado di mostrarvi, ecco il punto esatto dove ha ceduto una parte del solaio, non tutto il solaio ma solo una parte. Il sopralluogo era concordato con l'Università di Ca' Foscari per dare modo ai tecnici di redigere il progetto esecutivo, avendo vinto la gara. Non c'erano operai, ma tecnici, architetti, ingegneri, esperti dunque sulle questioni di sicurezza. Nessun'area risultava interdetta perché pericolante. È partita una denuncia rispetto al gesto di questo ragazzo, insomma, che è andato in escandescenza. È avvilente che siamo qui oggi a parlarne. Ovviamente l'anno scorso abbiamo avuto un'aggressione più o meno al giorno alla nostra azienda tra verbali e fisiche, quindi è un gesto purtroppo non raro. Resta ricoverata la guardia giurata che ha riportato un trauma cranico e un trauma al ginocchio dopo l'aggressione subita al pronto soccorso di Dolo da un 19enne di Fiesso d'Artico noto alle forze dell'ordine, che si trovava lì per un trauma cranico con frattura nasale dopo una rissa in un locale. La prima a essere colpita a sputi in faccia quella notte è stata però l'infermiera del triage che lo stava medicando. Stessa sorte per un autista del SUEM 118 intervenuto in soccorso della collega. È avvilente, lavoriamo perché il nostro personale ovviamente si prenda cura di tutti e poi questi a volte sono i risultati. Cercheremo ancora di più di lavorare nella prevenzione per quanto ci riguarda, anche se questi casi sono difficilmente intercettabili. Ferma condanna del governatore Stefani, che esprime la sua solidarietà definendo questi episodi inaccettabili e aggiunge: abbiamo scelto di intervenire con azioni concrete per sostenere e proteggere chi opera in prima linea, destinando oltre 60 milioni di euro alle indennità per il personale dell'emergenza urgenza, una misura che coinvolgerà circa 3.200 lavoratori del sistema sanitario regionale, riconoscendo la particolare gravosità del lavoro svolto nei pronto soccorso, tra i servizi più esposti a carichi di lavoro elevati e anche al rischio di aggressioni. L'attenzione, evidenzia l'assessore regionale alla sanità, è massima. Dobbiamo pensare a chi cura, chi si prende cura di chi cura, e quindi degli operatori, di quelli che avevamo chiamare i professionisti della salute, medici, infermieri, OS, tecnici, amministrativi, che, come è accaduto ancora recentemente, sono oggetto di aggressione. E quindi dobbiamo riuscire a rendere il cittadino consapevole che siamo tutti parti dello stesso sistema, e questo sistema, che è il sistema delle 3C, casa, cura, comunità, ha come mission in Universum Salus la salute per tutti. L'atmosfera oggi è un pochino pesante e difficile, anche perché vediamo purtroppo una scrivania vuota, e una scrivania di un collega era una persona di cui abbiamo avuto modo di apprezzare le capacità e le doti umane e caratteriali, quindi per noi oggi è una giornata un pochino complicata, ecco. Una scrivania vuota, la tristezza per aver perso un valido collega e un amico prezioso. È questa l'atmosfera che si respira all'Università di Udine poche ore dopo la scomparsa di Matteo Cecchinel, 52 anni, originario di Mestre ma residente a Feletto Umberto. Era in sella alla sua moto sull'ex strada provinciale 15 a Povoletto quando ha perso il controllo ed è finito fuori strada. L'impatto con un palo è stato fatale. Il ricordo commosso dell'Ateneo friulano, per cui Matteo lavorava dal 1996, lo descrive come professionista competente e appassionato, sottolineandone le doti umane oltre che quelle lavorative. Si occupava in particolare della distribuzione delle pergamene agli studenti laureati ed era un servizio che aveva fatto nascere e crescere lui. Ci mancherà tanto, ovviamente
il pensiero di tutti i colleghi dell'area servizi agli studenti è quello di stringersi intorno alla famiglia in questo momento che è di grande dolore per tutti. Appassionato di podismo, attivo nella Proloco di Tavagnacco, era conosciuto molto anche in città, a Udine, dove aveva molti amici con cui condivideva la passione per le due ruote. Un padre, un figlio, un marito, da poco nonno, una caletta, un generoso, uno sportivo, cioè un motociclista, perché abbiamo anche la passione comune per le moto. Era un motociclista molto attento, guardingo, abbiamo fatto parecchi giri io e lui senza mai strafare, senza mai dare adito a soltanto quello della bellezza di avere il vento in faccia. Vandali minorenni nel mirino del comune, scatta la richiesta di risarcimento fino a 5.000 euro. A San Donà di Piave 2 ragazzi sono stati identificati dopo aver imbrattato con bomboletta spray muri e porte nell'area del Parco Agorà, tra il centro culturale Leonardo da Vinci e la Sala Battistella. Nella zona però non si tratta di un caso isolato. In un parco qui vicino alla sede municipale, il Parco Agorà, su cui le scritte sui muri hanno reso necessaria una spesa di circa 5.000 euro, perché si tratta di vernici indelebili e è necessario provvedere con una ditta specializzata. Agiamo quindi in sede civile nei confronti dei genitori dei minori per addebitare loro le spese di ripristino e le spese legali e processuali. I fatti risalgono allo scorso luglio, ma le immagini delle telecamere hanno permesso alla polizia locale di risalire i responsabili. Le famiglie si sono fatte avanti, una ha già pagato la sanzione da 103 euro e offerto di ripulire l'area, ma il sindaco Alberto Teso conferma la linea dura. È stata infatti avviata un'azione legale per ottenere il rimborso completo dei danni, un segnale, sottolinea l'amministrazione, per tutelare il decoro urbano e richiamare alla responsabilità. Siamo riusciti a identificare alcuni degli autori e, trattandosi spesso di minorenni, abbiamo sanzionato i genitori. Questo però non basta, siamo riusciti anche a parlare con i genitori stessi, alcuni più disponibili, qualcun altro invece non ha neppure risposto all'invito a presentarsi, per cui ho dato il mandato agli avvocati del comune di agire in sede civile nei confronti dei genitori per ottenere il risarcimento del danno, cioè rimborsare al comune i costi di ripristino a fronte degli imbrattamenti e dei graffiti scritti sulle pareti. Un'esperienza formativa di 8 giorni nel Mediterraneo a bordo di una nave da crociera per studenti di varie scuole provenienti da tutta Italia ha rischiato di concludersi nel peggiore dei modi, se non fosse stato per il coraggio e la prontezza di riflessi di Federico di Burano e Virginia di San Donà di Piave, compagni di classe e di banco al 5° anno all'Istituto Alberghiero Cornaro di Jesolo. Una ragazza epilettica si è sentita male, praticamente ci è svenuta davanti. E noi siamo subito andati in soccorso della ragazza, essendo che i compagni e le persone accanto a lei non sapevano come gestire la situazione, e allora noi, sapendo anche come gestirla, siamo intervenuti, l'abbiamo messa in posizione di sicurezza e praticamente le abbiamo salvato la vita. Nessun dubbio, nessun tentennamento, ma un grande coraggio e soprattutto la volontà di salvare la vita di quella ragazza di 15 anni. Penso che sia stata una cosa normale, assolutamente, perché è una situazione molto pesante anche da viverla, però si è riusciti a gestirla al meglio. D'istinto sono subito andata ad aiutare la ragazza, perché quando vedo la gente stare male sono sempre pronta ad aiutare. Per fortuna sapevo anche gestire la cosa grazie ai miei genitori che appunto lavorano in ospedale. Ero sicura di quello che stavo facendo, ok? Perché appunto la posizione era quella, stavo attenta appunto alla lingua, perché gli epilettici appunto il rischio è che si soffocano e quindi no, in quel momento
ero sicura. Il personale medico della nave ci ha messo circa 20 minuti ad arrivare, raccontano i 2 studenti. Probabilmente se non fosse stato per loro l'epilogo sarebbe stato diverso. Eppure Federico e Virginia non si sentono degli eroi. Non penso di essere stata un'eroina, perché comunque ho fatto questa cosa perché me la sentivo, non perché per farmi vedere in generale, non devo dimostrare niente a nessuno. In quel momento volevo solo aiutare quella ragazza. Non mi sento un eroe perché penso che sia giusto e sapere anche come gestire una situazione del genere anche al di fuori dell'ambito scolastico, e soprattutto noi che lavoriamo in sala può sempre servire anche con giovani, vecchi, con tutti. Sul ponte della nave c'era anche la preside che si è complimentata con i suoi studenti come tante altre persone nei giorni seguenti. Io volevo fare un appello, volevo dire che secondo me nelle scuole bisognerebbe applicare un corso di primo soccorso, perché è molto utile, perché in questi casi ormai bisogna saper agire, perché non si sa mai in che situazioni possono accadere, non si sa. Quindi secondo me bisognerebbe attuare questa cosa in tutte le scuole. Più posti letto per i lavoratori stagionali e nuove strutture pronte ad accoglierli. Si amplia il progetto Foresterie promosso dall'AIA. L'associazione Iesolana Albergatori raddoppia ora la disponibilità individuando 2 nuove strutture alberghiere e 2 appartamenti. Il sistema passa così da 33 camere iniziali a circa 50, con ulteriori soluzioni abitative che portano la capacità complessiva a oltre 100 posti letto. Questa volta abbiamo non più una struttura dislocata in un unico punto nella zona est di Jesolo, ma ne abbiamo una nella zona est e una nella zona ovest, quindi diamo maggiore disponibilità ai nostri associati per quanto riguarda camere d'albergo per i dipendenti. In Piazza Milano abbiamo l'Hotel Reno con una ventina di camere ormai sold out, quindi tutte vendute già ai nostri colleghi, e abbiamo da poco aperto le vendite, siamo al 50% per quanto riguarda l'Hotel Rex nella zona di Piazza Nember, quindi nella parte verso il faro di Jesolo. Un progetto che ha un doppio obiettivo: garantire un alloggio ai lavoratori stagionali e allo stesso tempo dimostrare concretamente la fattibilità del progetto. Siamo consapevoli che c'è la necessità di avere degli appartamenti, delle casette per chi decide di stabilirsi a Jesolo. Questo darà sicuramente nuova linfa alla località, porterà alla crescita sicuramente di quello che è il numero degli abitanti e a nuovi servizi, a nuove attività che sicuramente potranno vedere in numeri maggiori sulla località un particolare interesse.